Fate come una piccola vedetta lombarda. Esatto, sì. La piccola, insomma, sì. Tanto piccola, ciao Vincenzo. Pensa che può venire con l'opera in bagno? No, sicuramente sarà. Può essere più loro. Qualcuno quanto non ti colla. Punto a capo il girone di ritorno per molte società vuol dire questo, mettere un punto e voltare pagina per sfruttare il mercato di riparazione per rinforzarsi. Nuovo anno, nuove opportunità, un nuovo capitolo del campionato pronto a cominciare e bisogna stare attenti e farsi trovare pronti per poi raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione. C'è chi è riuscito a iniziare bene il 2026, chi invece ha subito un KO inaspettato nelle modalità, ma chi ha dato risposte ha dato un chiaro messaggio al campionato. Col 2026 inizia un nuovo anno, col girone di ritorno, un nuovo campionato, quindi punto e a capo. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da parte di Luca Buccieri. Benvenuti allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Questa è Don Carlo Lauri Misilmeri Accademia Trapani, gara valida per la 17ª giornata del campionato di eccellenza siciliana girone A. Vedete le squadre in campo, Don Carlo Lauri Misilmeri e Accademia Trapani, l'abbiamo detto poc'anzi, seconda giornata di ritorno. Misilmeri che ha iniziato il nuovo anno con un KO, una sconfitta che al rientro dalle vacanze natalizie può starci, non però nelle modalità con cui i padroni di casa hanno perso un duro 7-1 contro la Partinica Audace, con il sorpasso in classifica che però può essere riconsegnato alla Partinica Audace, che ieri non ha giocato con partita rinviata. Accademia Trapani che invece ha iniziato benissimo vincendo 3-1 contro il Bagheria, subito la firma del neoacquisto Ficarotta. Andiamo subito a vedere quelle che sono le formazioni che scenderanno oggi in campo, partendo dal Misilmeri con un 3-5-2 di Mister Napoli, con Di Salvo in porta, Vitale, Cossentino, Caramanno, D'Aquila, Di Fatta, Sanze, Mustacciolo, Ruffino, Garriga e Lautaro Canitano in attacco. Attendiamo il fischio d'inizio e andiamo a leggere quelle che sono gli 11 effettivi in campo dell'Accademia Trapani, che inizia subito il match in possesso palla. C'è un cambio per l'Accademia Trapani rispetto alle distinte consegnate a inizio partita. Si è fatto male durante il riscaldamento Idrissou, gioca Arthur Patrick in attacco e quindi i Rusta in porta in 4-3-3 con Genna, Graboschi, Ferotti e Ravazza, Lupo, Campanella e Catalano, Daguanno, Ficarotta e, come detto, Arthur Patrick in attacco. Ruffino pronto a battere la rimessa laterale. Va giù Di Fatta, pallone messo in mezzo, buca la difesa, poi attenzione perché c'è in agguato D'Aquila che non riesce ad arrivare, pallone che si fa tutta l'area di rigore fino a uscire in calcio d'angolo. Prima occasione per il Misilmeri, pallone messo al centro e c'è la rete! Subito il vantaggio del Misilmeri con un'azione da calcio d'angolo con il pallone messo in mezzo da Mustacciolo. Rete di Lautaro Canitano per l'1-0 della Don Carlo Misilmeri. Parte subito bene il match dei padroni di casa.
reazione immediata alla sconfitta brutta, come abbiamo detto in avvio di partita, subita contro il Partinica Audace domenica scorsa a Terrasini. Accademia Trapani che si trova costretto a rincorrere. Qua chiude bene Ruffino. Genna, pallone per Grabowski che va da Ferotti, scambia dall'altro lato con Ravazza. Patrick Arthur, Vitale difende il pallone, però Patrick va via. Vitale di fisico, non c'è nulla per il direttore di gara. Il pallone termina nella metà campo dell'Accademia Trapani. Irusta scambia con Ravazza, ancora per Grabowski. C'è vicino Genna che si fa vedere e riceve il pallone. Di fatto lo pressa, voleva il tocco di Genna, non è stato così secondo il direttore di gara. Allora può l'Accademia Trapani tentare di andare avanti, ma riesce il Misilmeri a chiudere con Daguanno che dà fastidio ad Aquila, che riesce comunque a ottenere la rimessa laterale affidata alle mani di Daniele Vitale. Pallone lungo di testa, senza pensarci su troppo Campanella. Play del centrocampo a 3 dell'Accademia Trapani di mister Tarantino. Lupo, Grabowski, sale palla al piede, cerca il movimento dei suoi e allora trova Catalano. Palla per Patrick, riesce a intervenire Sanz, non c'è nulla per il direttore di gara. Allora si può giocare, prova a partire, attenzione, scontro tra Canitano e Grabowski. Resta a terra Lautaro Canitano, che ha commesso fallo su Grabowski, che aiuta il 99 ad alzarsi. Lupo, giocatore di grande esperienza, abituato a vincere i campionati di eccellenza anziché lottare per le zone basse della classifica. Questo è un chiaro messaggio lanciato dalla dirigenza dell'Accademia Trapani, che vuole assolutamente rimettere in sesto il proprio campionato con questo girone di ritorno. Ramanno è riuscito a difendere bene questo pallone su Patrick, ottenendo la rimessa laterale. Si avvicina a Ruffino, che anche di fatta il pallone è lungo, con il colpo di testa di Campanelle. Allora può andare Garriga, che trova ancora di fatta, c'è vicino Canitano. Di fatta, pallone messo al centro, non c'è nessuno, una via di mezzo tra la possibilità di concludere col piatto destro aperto e alla fine pallone che termina sul fondo con Irusta che può riprendere. Ravazza torna indietro ancora dal suo portiere, c'è vicino Grabowski, ottiene la palla Ruslan Grabowski, Ficarrotta, vicino c'è il Lupo, vede però il movimento e la sovrapposizione di Ravazza. Pallone lungo per Patrick, Vitale difende, lo infastidisce, allora è costretto a tornare indietro da Ravazza. Ottiene il pallone il Misilmeri con Sanz che va da Cossentino, poi pallone verso Di Salvo. Allora può ritornare in possesso palla l'Accademia Trapani, sempre con Vito Lupo che trova il movimento di Luca Ficarrotta, altro acquisto di livello dell'Accademia Trapani, ex Camarat, ex Palermo, un giocatore con un curriculum
importante per la categoria. 7 minuti sul cronometro, Misilmeri in vantaggio. Caramanno può andare lungo, lo fa trovando e anzi cercando Canitano. Garriga, e allora può salire ancora il Misilmeri con Garriga che interviene in modo falloso. Trapani che può giocare con un giro palla con il pallone errato, in questo caso di Genna, con Luca Ficarrotta che non riesce a intervenire, si lamenta col direttore di gara. Direttore di gara che parla con Ficarrotta, che se l'era presa con l'assistente. Pallone per il numero 10 che non era uscito, Grabowski. Sanz interviene su Lupo, allora Daguanno, di fatta ancora Daguanno, va a saltare Sanz. Lupo, Catalano, pallone per Genna che è costretto a frenare per prendere il pallone. Campanella per Grabowski. Lautaro Canitano sembra aver fatto fallo, non per il direttore di gara. E allora pallone messo in avanti, Grabowski riesce a difendere benissimo su Canitano. Campanella, Lupo, ancora Lupo, palla al piede, Daguanno non riesce a tenerla. Ebbene, qui la giocata di Mustacciolo. Mustacciolo trova il corridoio, non però Garriga. E Accademia Trapani che riottiene il possesso del pallone in un'occasione che poteva essere davvero velenosa e dare una possibilità di raddoppio al Misilmeri. Allora Ficarrotta subisce il colpo, Ficarrotta da Ruffino che prova ad avanzare, pallone che sembra essere uscito non per il direttore di gara. Ruffino mette palla al centro, Garriga non riesce. Intanto tante proteste dalla panchina trapanese per questo pallone considerato fuori, con Ruffino che ci ha creduto, è arrivato fino in fondo mettendo palla al centro. Poca fortuna in questo caso per Garriga. Allora Sanz, giro palla verso Vitale, Cossentino, capitano del Misilmeri, chiede calma e qualche movimento da parte dei suoi. Torna indietro Sanz Di Salvo, che va a lungo a cercare il movimento di Ruffino. Grabowski copre in tranquillità l'uscita di Irusta. Erano fermati prima gli attaccanti del Misilmeri, consapevoli di non poter riuscire ad arrivare sul pallone. Catalano verso Patrick, bene Vitale che cerca di tenere il pallone in campo, poi rinviando, da rimessa laterale all'Accademia Trapani. Si occupa della battuta Lupo. Accademia Trapani che, come abbiamo detto, è iniziato il 2026 con la vittoria 3-1 sul Bagheria. I neroverdi erano andati in vantaggio, Bagheria che è riuscita a pareggiare, poi reazione degli uomini di mister Tarantino che trovano prima il 2-1 e poi il 3-1 per la vittoria, la prima del 2026 alla prima partita. Era Genna. Catalano non è messo in avanti, Caramanno difende bene su Ficarrotta. Qua Catalano in scivolata su Di Fatta, voleva la deviazione del numero 10, non è così. E allora rimessa laterale
Garriga. Oh, però ti devi svegliare, oh, hai ragione, oh! Scusate, Lautaro Canitano riesce a ottenere la rimessa laterale con Ruffino sul pallone. Cercherà la rimessa stile touche per trovare qualcuno in area di rigore. Prova la spizzata Caramanno, Grabowski riesce nel suo intento, ovvero farsi fare fallo da Caramanno, e calcio di punizione subito battuto dall'Accademia, con Grabowski che tergiversa un po', poi trova Genna, Campanella dall'altro lato per Ravazza, e allora Lupo con la pressione di Sanz che non riesce a togliere il pallone al capitano dell'Accademia Trapani. Il pallone di Catalano a cercare l'inserimento di Patrick. Di Salvo la fa sua e la gioca subito per Daniele Vitale. Mustacciolo fica a rotta, prova a pressare, ma il giro palla del Misilmeri in difesa con Vitale, Costantino e Caramanno che scambiano. Caramanno vede il movimento dei suoi, Canitano, ottimo tunnel su Grabowski, però riesce la difesa del Trapani a salvarsi. Ospiti che ovviamente stanno cercando di fare spazio tra le maglie del Misilmeri per potersi inserire. Abbiamo visto poco fa con Catalano filtrante su Arthur Patrick. Squadra di Mister Napoli ordinata. Qui Di Salvo cerca la giocata verso Ruffino. Catalano ci mette il piede ed è rimessa laterale per il Misilmeri. Voleva battere subito e in velocità Ruffino. Calma con Caramanno. Pallone in avanti. Garriga non riesce a giocarla sulla difesa fisica di Grabowski, un centrale muscoloso per il Trapani che riesce sempre a prendere posizione. Qua l'errore di Ruslan Grabowski che non trova Ravazza, rimessa laterale in attacco per il Misilmeri. Si torna indietro con Vitale. Sanz guarda il movimento dei suoi, allora c'è Caramanno che si fa vedere, sale il braccetto di sinistra del Misilmeri. Di fatta non riesce a trovare, allora Sanz torna da Di Salvo, si allarga Vitale, pallone lungo a cercare il movimento di D'Aquila che voleva la deviazione, cercava anzi la deviazione di Ravazza, non è riuscito in questo caso, con rimessa dal fondo per l'Accademia Trapani. Direttore di gara che chiede di ripetere la rimessa. Irusta, Grabowski, sempre solito copione per il Trapani con il centrale che scambia con Genna, pallone in avanti, Caramanno difende bene su Catalano, qua poi Sanz subisce il fallo di Patrick, come detto a inizio partita ha sostituito in corsa, anzi durante il riscaldamento per meglio dire, Idrissou, infortunatosi pochi istanti prima dell'inizio del match. Garriga, si torna indietro da Vitale, non c'erano soluzioni, allora Sanz, bellissima giocata verso Ruffino, Genna con Ruffino che rimane a terra, Caramanno che mette la palla in rimessa laterale per permettere alla panchina del Misilmeri
di correre in soccorso di Ruffino. Al momento non era stato chiamato nessuno, ora sì, il direttore di gara chiama l'intervento della panchina del Misilmeri, numero 3 che resta a terra dopo il contrasto subito con Genna. Lo stesso numero 2 dell'Accademia Trapani resta lì in zona a parlare sia col direttore di gara che ad attendere il recupero dell'avversario con dovute scuse. (18 trascorsi sul cronometro). Misilmeri avanti, ricordiamo, 1-0 col gol di Lautaro Canitano. Patrick. Cossentino, Vitale, Sanz, ancora da Vitale sul pressing di Lupo, Vitale, finta di corpo, Mustacciolo, corre D'Aquila, prova a metterla al centro, non riesce in questo caso il 26 a trovare spazio per metterla al centro dove c'era Garriga in agguato. Campanella, Catalano, Sanz di testa, ancora Grabowski e ancora Sanz che si scontra con Mustacciolo. Caramanno, si torna indietro con sicurezza e tranquillità da Risalvo che ritorna nuovamente dal 33, c'è Ruffino sulla sinistra, Canitano di testa, ancora Ruffino, ancora Canitano con Grabowski che interviene, non c'è nulla e allora Catalano fa sua la palla e si va dall'altro lato a sinistra da Ravazza che punta Mustacciolo, poi vede la possibilità di trovare Daguanno e Vitale senza fronzoli e senza preoccuparsi dove può finire il pallone, calcia via, toglie qualsiasi spavento per il Misilmeri. Lupo, Ficarrotta, pressato da Garriga, ancora Garriga di fisico, pallone messo in avanti dove c'era il solo Canitano, allora Sanz prova a correre Lautaro Canitano, difende di fisico Genna che va giù, Lautaro Canitano, pallone messo al centro e c'è il raddoppio del Misilmeri che ci crede con Canitano che mette il pallone al centro e con Di Fatta che ringrazia, deve soltanto scartare il cioccolatino ed è 2-0 per la Don Carlo. Accademia Trapani con Lupo e Genna che hanno qualcosa da ridire al direttore di gara per il contatto tra Genna e Canitano. Il numero 99 però gioca di fisico e secondo il direttore di gara non commette fallo. Ci crede, va fino in fondo e dalla destra mette il pallone al centro dove c'è Di Fatta per il 2-0 del Misilmeri quando siamo a 22 minuti trascorsi di questa prima frazione. Ficarrotta, Trapani che deve ricostruire la propria partita, il proprio match. Lo avevano detto gli uomini di Mister Tarantino che non sarebbe stato semplice giocare contro un Misilmeri ferito nell'animo e nell'orgoglio dopo il 7-1 subito contro la Partinico Audace. Ed effettivamente gli uomini di Mister Napoli sono entrati in campo aggressivi, decisi per mettere nuovamente la freccia sul Partinico Audace. Caramanno, rimessa laterale
come solito lunga a trovare Di Fatta. Sanz con Ficarrotta che forse allarga il braccio, rimane a terra Sanz. Allora Ficarrotta la butta fuori con tanto nervosismo. Cossentino calcia in avanti per riconsegnare il pallone all'Accademia Trapani, e allora può ripartire il gioco con Campanella da Ravazza. Sale Mustacciolo per provare a infastidire la giocata offensiva dell'Accademia Trapani. Catalano, Sanz con Di Fatta riesce a recuperare il pallone, allora è il numero 10 che avanza. Di Fatta, Catalano prova a prendere il pallone, ancora Di Fatta la mette al centro, riesce Ravazza non ad allontanare, allora Sanz calcia, pallone che termina al lato. Non era riuscito Ravazza ad allontanare questo pallone, l'aveva svirgolato, ed è forse una delle situazioni peggiori per un difensore, ritrovarsi il pallone lì. E attenzione, perché Accademia Trapani costretto al cambio. Ferotti costretto ad uscire. Entra Lamin. Stai sereno. Stai sereno. Stiamo facendo un cambio, glielo dobbiamo dare magari il tempo di l'accesso alle scarpe. Stai facendo un cambio, stai facendo. Fenomeno. Sono noi che cosa? Sono noi che cosa? Riprende il gioco con Lamin che prende il posto di Ferotti, che va dritto negli spogliatoi per un problema fisico. Si cambia di posizione Grabowski con Lamin. Garriga, Grabowski di fisico riesce a ottenere la rimessa laterale. Grabowski, primo pallone per Lamin che va su Genna. Cambia anzi il centrale del Trapani, ma non il copione del gioco in fase di costruzione degli ospiti, con i 4 che scambiano per costruire e per avanzare. Campanella, Vito Lupo, il capitano, ancora da Campanella con Sanz che va a vuoto, e allora di testa c'è D'Aquila. Mustacciolo, pallone lungo verso Garriga. Lamin non si fida e mette in calcio d'angolo. Mancavano veramente pochi centimetri al fondo. Il 19 neoentrato non ha voluto prendersi rischi, dando l'angolo al Misilmeri. E allora si ripete l'occasione vista in avvio di partita, con Mustacciolo sul pallone pronto a calciare l'angolo. Pallone messo al centro, Campanella di testa allontana, e allora Catalano può far partire il contropiede dell'Accademia con Patrick. Sanz a difendere, tornano tutti. Mustacciolo corre per aiutare Sanz, che alla fine mette il piede e spegne l'azione offensiva del Trapani in rimessa laterale. Catalano, Lamin, Genna, ti fa vedere Catalano. La Campanella scambia bene con Genna. Caramanno calcia via nella zona di Grabowski.
non ovviamente intenzione di costruire un'azione offensiva, ma anzi allontanare per evitare guai ben peggiori alla difesa dei biancorossi. Grabowski, sempre da Lamin, di fatta, ancora Lamin che riesce a tenere il pallone, poi lo regala al centrocampo della Don Carlo. Sanse che scambia con Ruffino, attenzione qui Ficarotta che dà fastidio a Caramanno, che consegna la rimessa laterale all'Accademia. Genna da Campanella, pallone alta. Genna non aveva visto Lamine che si stava allacciando le scarpe, fortunatamente il 19 si rialza in tempo per intervenire su di fatta. Ficarotta, ancora il numero 10 che prova con l'esterno, cerca il movimento di Daguan, il pallone arriva da Genna con Ruffino che difende bene, poi calcia e riesce a massimizzare il risultato ottenendo la rimessa dal fondo. Di Salvo può fare ripartire l'azione del Misil Meri con Capitano e Cosentino che riceve subito Patrick a dar fastidio a Di Salvo e c'è fallo in attacco. Resta a terra Di Salvo. E anche in questo caso si chiama in soccorso la panchina del Misil Meri. Di Salvo che stava rinviando, quindi l'impatto con il piede di Patrick è stato duro. Ghiaccio sul sinistro del 12 del Misil Meri. Intanto occasione per mister Napoli di fare un breve time out e anche una specie di cooling break per i giocatori del Misil Meri che si dissetano e ascoltano le indicazioni del mister, che ha qualche indicazione per Mustacciolo, per Di Fatta, per Canitano, per cercare ovviamente movimenti che possano bucare ancora una volta la difesa dell'Accademia Trapani. Di Salvo ha recuperato e quindi col suo sinistro può andare a calciare in avanti, a cercare Canitano che di testa riesce ad anticipare Lamin. Prova ovviamente una torre per Garriga che non può arrivare. E allora Genna, Campanella, pallone verso Patrick che interviene bene. Caramanno che riesce anche a tenere il pallone in campo. Attenzione perché c'è stato pure un contatto con Patrick. Caramanno ha qualcosa da ridire al numero 15. Si può riprendere il direttore di gara. Caramanno, pallone messo in avanti per Garriga. Lamin questa volta riesce a intervenire. Mustacciolo, pallone ancora verso Lamin che in sforbiciata allontana anche Catalano che riesce a trovare Patrick che non trova però lo stop, e allora pallone che torna in possesso del Misil Meri con Di Salvo che va da D'Aquila. Garriga di fisico va giù. Ravazza, allora si può giocare con il pallone che viene a destra con Genna che punta Di Fatta avvicino Catalano. Calcio di punizione ottenuto dalla compagine nero-verde. Campanella batte subito per Ficarotta mette al centro, interviene di testa Cosentino, poi allontana Canitano. Grabowski, bene Vitale in questo caso a mettere il fisico sul 5
del Trapani. Attenzione che qui c'è il contropiede con Garriga, pallone che termina fuori, ma ancora una volta tanto da discutere per il Trapani, che ha qualcosa da ridire al direttore di gara. Qua attenzione con Genna che si è fatto male. Tanto da discutere per la panchina del Trapani, con il direttore di gara che chiede la calma agli ospiti. Dove vedete Genna col volto insanguinato, ha subito il colpo. Il direttore di gara non se ne è accorto. 33 sul cronometro. Si riprende con Irusta che va da Grabowski. Garriga prova a dargli fastidio, ma si torna da Lamin. Catalano costretto a indietreggiare, va da Ficarrotta. Trova Lupo, i due ex Camarat che si sono ritrovati in maglia Accademia Trapani. Lamin, Catalano, può affrontare Ruffino, però decide di andare da Campanella, e allora la giocata di Daguanno con Sanz che non si fa sorprendere. D'Aquila col fallo, sì, col fallo di Ravazza. Calcio di punizione, è giallo per Ravazza. Presta giù D'Aquila, si rialza. Calcio di punizione da metà campo per il Misilmeri, affidato al destro di Vitale. Genna chiede di rientrare in campo. Possentino di Fatta. Di Fatta per Sanz. Patrick. Lupo riesce nella giocata, poi non tiene il pallone. Catalano. Di Fatta, ancora Di Fatta su Catalano, non riesce Canitano, allora Mustacciolo carica il destro, pallone ampiamente fuori. Ravazza da Grabowski. Costruzione di gioco sempre affidata al reparto arretrato dell'Accademia, con Genna che prova la giocata. Sanz chiude, si torna da Lamin con Ravazza che scambia con Capitan Lupo. Sulle gambe Mustacciolo, ancora Ravazza che trova Ficarrotta. Bene qui Sanz a fargli perdere tempo e a far perdere anche la giocata. Riesce poi a mettere la testa Vitale che calcia via con Lautaro Canitano che cerca il movimento di Garriga. Genna rientrato con i tamponi al naso. Chiude
Grabowski da Ravazza con Mustacciolo che fa forzare la giocata su Ficarrotta. Vitale dal fianco, ancora Ficarrotta, prova a metterla al centro, finta, si rientra, Lupo salta, la difesa delle Misilmeri non riesce però nella giocata con D'Aquila che era stato sorpreso dal movimento. Ora qui Ruffino che tiene il pallone, Sanz da Caramanno che si affida a Di Salvo, Vitale, lancio lungo a cercare il movimento di D'Aquila, Ruslan Grabowski non si prende rischi, poi però il pallone torna in possesso del Misilmeri con Sanz, Caramanno che sale, alza la testa, guarda un po' i suoi, trova di fatta, c'è Ruffino vicino, ancora pallone per Caramanno, il movimento di Ruffino, servito, Ruffino la mette al centro verso Garriga, l'assistente alza la bandierina e c'è fuori gioco di Canitano. Ancora un ottimo fraseggio sulle fasce per il Misilmeri. Attenzione qui Genna che prova a rincorrere il pallone, non riesce in questo caso a tenerlo dentro. Caramanno se la prende con calma, può rimettere lungo, vedete qui vicino alla panchina di mister Napoli Canitano, pallone a cercare proprio il 99, non arriva. Allora la difesa del Trapani che può allontanare, stessa cosa prova a fare ora il Misilmeri con Capitan e Cosentino che prende di fisico posizione su Patrick. Catalano riesce nella giocata nonostante lo scontro con Sanz, qua Sanz la prende con la mano, calcio di punizione, era lì vicino il direttore di gara, non ha avuto alcun dubbio a fischiare, calcio di punizione per l'Accademia. Sul pallone Luca Ficarrotta che col sinistro può far male in questa situazione, c'è anche Campanella che guarda un po' i suoi al centro tra Lupo, Lamin, Patrick è più a sinistra, più defilato con Ruffino che lo controlla, di fatta si muove, attenzione anche a Grabowski, Ficarrotta calcia in porta, palla alta. Erano due le possibili giocate in questa occasione del Trapani, o la conclusione come è avvenuta di Ficarrotta o il tentativo di spizzata su giocata di Campanella. Cosentino riprende il gioco con Di Salvo che aspetta un attimo prima di calciare in avanti verso Canitano. Grabowski da Lamin va su Genna, di fatta pressa e costringe Genna a tornare indietro da Lamin, e allora Grabowski, Lupo, Campanella, si sovrappone Genna, Ficarrotta, Caramanno gli fa perdere il tempo della giocata e allora con esperienza Ficarrotta va da Ravazza, Lupo, il capitano, riesce a tenere il pallone e a scambiare per un momento con Grabowski. Genna, Lupo va giù, Genna, Catalano, prova ad entrare in area di rigore, difende bene Caramanno, è rimessa dal fondo, tocco di Canitano su Lupo, non c'è nulla per il direttore di gara
che ha fatto proseguire fino alla rimessa al fondo per il Misil Meri. Qua prova ancora la giocata la compagine di casa, attenzione qui Canitano che va giù, non c'è nulla per l'arbitro, pallone messo in avanti a cercare il movimento di Ficarrotta. Caramanno avanza palla al piede, Lamin riesce a mettere lui il piede per fermare l'azione offensiva del Misil Meri. Allora può ripartire il Trapani con Campanella che scambia con Ficarrotta. Qua Lupo si aspettava più vicino Ravazza che deve arrivare di corsa e sbaglia il controllo, però anche Vitale non riesce a mantenere il possesso per il Misil Meri. E allora Ficarrotta sul sinistro, Ficarrotta, duello tra numeri 10, Di Fatta fa fallo su Ficarrotta, calcio di punizione un po' più avanzato rispetto a quello calciato poc'anzi da Luca Ficarrotta. Sul pallone questa volta c'è Vito Lupo e resta anche in zona Ficarrotta, si avvicina anche Campanella. Conciliabolo tra i tre, si allontana, indietreggia un poco Campanella che però fa segno al Lupo di andare. Sicuramente sarà proprio Campanella a cercare la conclusione. 44 sul cronometro, Ficarrotta ci pensa, sono 5, anzi ora 6 più 1 gli uomini in barriera per il Misil Meri. Il più 1 è Lupo che prova a infastidire il muro che difende la porta di Di Salvo. Ficarrotta tocca per Campanella, calcia con deviazione ed è calcio d'angolo per il Trapani, occasione per gli ospiti per cercare di riaprire il match. Ficarrotta tocca per Campanella, la conclusione di destro del play dell'Accademia Trapani viene deviata, angolo, è proprio Campanella sul pallone. C'è qualche scaramuccia all'interno dell'area di rigore con Patrick marcato da Cossentino. Campanella mette al centro Grabowski, palla che termina alta, ma c'è fallo in attacco. Anzi, neanche fallo in attacco. Campanella, quando ha battuto probabilmente la traiettoria del suo destro, prima è andato fuori, poi è rientrato. Di Salvo, lungo per Di Fatta, Genna interviene, poi c'è Sanz, va giù Canitano, non c'è nulla per il direttore di gara. Ci sarà sicuramente rimessa laterale per il Misil Meri, però contatto sulla tre quarti. Resta a terra Canitano. Caramanno, rimessa laterale, resta giù però Canitano. Il recupero va e il direttore di gara richiama il 99. Caramanno a cercare sicuramente il Di Fatta che sta cercando di prendere posizione su Genna. Si va da Garriga, Lamin con il fisico ottiene il possesso e calcia in avanti a cercare Patrick. Di Salvo la fa sua, difeso bene da Vitale. Sale il numero 6 del Misil Meri, D'Aquila, Mustacciolo, palla per Caramanno. Di Fatta, Catalano prova a far perdere la giocata dall'altro lato, bene, ottima per D'Aquila.
E attenzione, qui il fallo di Ravazza che era già stato ammonito. E allora doppio giallo e rosso per Ravazza che lascia l'Accademia Trapani in 10. Qui sbaglia il numero 3. Si fa male D'Aquila che resta a terra. Errore di valutazione di Ravazza, troppo leggero in questo caso nella giocata e nel considerare anche la sua posizione già a rischio. 2 falli di Ravazza, uno dietro l'altro, 2 gialli e il rosso. E problemi su problemi per l'Accademia Trapani che si trova sotto di 2 e con un uomo in meno. Cronometro che corre, recupero agli sgoccioli. Calcio di punizione dalla destra con il solito Mustacciolo che guarda al centro. Ci sono Di Fatta, Vitale, Garriga, Canitano, Mustacciolo. Pallone messo al centro, poi ancora palla lì. Occasione per Canitano, riesce in qualche modo la difesa del Trapani salvarsi. Ruffino la mette al centro, ancora Grabowski di testa, Vitale la mette giù bene, poi Patrick il pallone verso Ficarrotta, riesce Caramanno, non si capisce con Ruffino. Allora Ficarrotta il pallone verso Patrick che calcia subito. D'Aquila col volto riesce a toccarla. Quanto basta? Facile che l'ha presa nel petto. D'Aquila, Vitale calcia a lungo a cercare il movimento di Garriga e Canitano. Allora Garriga trova Ruffino, Ruffino deve metterla giù, sinistro verso Di Fatta. Campanella riesce ad avere la meglio poi qui con Mustacciolo. E non c'è più tempo per questa prima frazione. Don Carlo Misilmeri avanti 2-0 grazie alle reti di Canitano e Di Fatta. Noi ci fermiamo per l'intervallo, ci ritroveremo a inizio secondo tempo per raccontare le emozioni e i secondi 45 minuti di Don Carlo Misilmeri, Accademia Trapani. Poi King, Vizzini mette il cross, Gambino stacca più in alto di tutti, il pallone si spegne sul fondo, prima occasione Akranas, c'è il recupero da parte del Gemini Conberri che prova a far partire l'azione servendo Lucera, pallone sulla sinistra, Lucera davanti a sé Cipolla, il cross in mezzo a cercare Stassi ed il vantaggio del Gemini, ha segnato Giorgio Stassi sul cross di Lucera, si avventa Re Giorgio in area di rigore, firma l'1-0 del Gemini. Vizzini, pallone in avanti a cercare Gambino, poi occhio all'inserimento di Rizzo, pallone che resta in area di rigore, poi la conclusione, alla fine Uniemi conclude, ma c'è stato prima un tocco con il braccio e poi Vizzini in avanti a cercare Gambino, chiude la difesa delle Gemini, poi King la conclusione, pallone che si spegne alto sopra la traversa, sfiora, ancora Silvio Tripoli allarga su Vizzini che rientra, poi mette il cross a cercare King che prova la girata, pallone alto sopra la traversa, Unieni, Messina, cross in mezzo Gambino e poi Tripoli appoggia in rete per il pareggio dell'Akragas, il gol del pareggio firmato da Silvio Tripoli. Cross e poi la conclusione al volo da parte di Miceli.
in avanti a cercare un Niemi che entra in area di rigore, ancora un Niemi atterrato, calcio di rigore per l'Akragas e ammonito Ancona. Ora tutto pronto per questo calcio di rigore, fischia il direttore di Gama, Yama con il sinistro e colpisce il palo da parte di Gambino, alla fine recupera palla l'Akragas con Yama avanti a cercare il cross e poi smetta di testa Gambino. Yama la conclusione, spettacolare gol di Cristian Yama, un sinistro che si spegne sotto l'incrocio di mani, un gol fantastico del numero 16 che si riscatta dopo il calcio di rigore sbagliato. Far partire i suoi ragazzi, c'è il recupero palla da parte dell'Akragas con Natale da Gatto, ancora Gatto che prova la conclusione e questa volta si concretizza in rete il gol di Natale Gatto. Camilleri, Tripoli, si gira e mette il cross in mezzo, allontana la difesa, poi Gatto di nuovo segna un grandissimo gol Natale Gatto, mamma mia che gol, l'ho fatto di nuovo e l'ho fatto anche stavolta in maniera meravigliosa. Natale Gatto firma una doppietta, la promozione Coppa Italia promozione. La conclusione di Lucera, pallone che si spegne sul fondo, c'è il pallone per Gambino che guarda la porta e prova la conclusione, l'arbitro ha il fischietto in bocca e allora decreta la fine della partita tra Akragas e Gemini. Siamo qui con mister Piero Bettangona. Mister, possiamo dire per i tifosi neutrali è stata una bellissima partita perché hanno assistito a delle prodezze, poi voi nel primo tempo siete riusciti a fare davvero una bella gara, anche in gran parte del secondo tempo, e poi appunto hanno prevalso dei gran gol. In realtà nel secondo tempo mi aspettavo, come dire, un approccio diverso, ma forse abbiamo subito più loro da un punto di vista caratteriale, non siamo riusciti ad arginare come dire, il loro ritorno in gara, che era comunque scontato. Ne avevamo parlato negli spogliatoi prima del rientro del secondo tempo. È venuta fuori la maggior loro, come dire, qualità balistica, la loro maggior personalità, carisma, esperienza. Peccato, io ragazzi posso rimproverare veramente poco. Sono step di crescita di una squadra giovane, di una squadra che comunque ha bisogno in certi momenti anche di ritornare, come dire, di ricevere qualche piccola batosta, perché comunque è da superando questi momenti che comunque si cresce, si migliora, e noi ovviamente non l'abbiamo data, non diamo questo turno di Coppa assolutamente per vinto. Siamo abituati anche in passato a fare o come subire rimonte, per cui anche se il passivo forse diciamo un po' esagerato per quello visto in campo, anche se la vittoria per il secondo tempo assolutamente meritata da parte dell'Akragas. Noi ci proveremo nella gara di ritorno, ci dobbiamo provare assolutamente, perché la Coppa era e rimane comunque finché avremo minuti da giocare un nostro obiettivo. Sappiamo che è difficile, quasi impossibile, ma non impossibile, lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai tifosi, alla società e al calcio, diciamo, anche per i tifosi neutrali, come dicevi tu, che ovviamente nella gara di ritorno si aspettano uno spettacolo, diciamo, di questo livello. Un riassunto perfetto del match di oggi. Adesso le volevo chiedere, una squadra che ancora oggi ha fatto, diciamo, un po' fatica anche per quanto riguarda le assenze, diversi titolari oggi erano assenti. Ma no, perché comunque sappiamo che noi abbiamo una rosa formata da 14-15, dico, non mi piace parlare di titolare, loro lo sanno, e se andiamo a controllare le formazioni ci sono state sempre tante rotazioni, perché cerco di coinvolgere tutti devono sentirsi pronti, tutti devono sentirsi titolari. Poi ovviamente non tutti hanno lo stesso minutaggio, lo sanno, ne parliamo, perché comunque è una rosa importante, abbiamo obiettivi importanti, però
non mi sento di dire che oggi c'erano assenze, semmai posso dire che oggi c'era qualcuno più indietro di condizione, ma non è ovviamente un alibi, è un dato di fatto perché comunque abbiamo Nana è rientrato da, come dire, poche settimane, altri giocatori che non sto qui a dire ovviamente hanno perso molte sedute per diverse motivazioni nelle ultime settimane, ma ripeto non è un alibi, anzi è, come dire, un momento di riflessione che ci deve far capire che se vogliamo e se dobbiamo aspirare ad obiettivi diciamo ambiziosi bisogna un attimino riassettarsi e partire dall'allenamento settimanale, ritornare al 100% se non di più per poter essere e dare il 100% in gara la domenica. Post partita di Akragas e Gemini, partita terminata per 4-1, siamo qui con Gianluca Muratore. Gianluca, è stata una gara combattuta nel primo tempo, anche in gran parte nel secondo, poi diciamo ci sono stati dei fattori chiave, ovvero possiamo dire 3 gol da parte dell'Akragas, uno più belli dell'altro, che hanno cambiato la partita. Sì, abbiamo interpretato il primo tempo alla grande, infatti siamo tornati nello spogliatoio con il risultato di 1-0 per noi. Siamo riusciti a imporre il nostro gioco per la prima versione di gara, poi siamo entrati il secondo tempo, la gara ci ha schiacciati, gli episodi comunque il rigore subito pronti e via, il secondo tempo ci ha demoralizzati e comunque anche complimenti a loro, ai meriti e alle grandi prestazioni che hanno fatto. Sei stato sicuramente uno tra i migliori in campo da parte della tua squadra, infatti avete concesso praticamente pochissimo nel primo tempo, poi appunto nel secondo tempo Grazie cambiato la mille, sì, partita. e spero sempre di dare il meglio io per la squadra, per la società, per i tifosi che ci sono sempre vicini. Niente, speriamo di riprenderci alla grande, ora testa alla prossima e testa soprattutto al ritorno che ancora c'è una gara da disputare. Ecco dunque, testa alla prossima partita, giocate di sabato ad Aspra, cosa ti aspetti da questa partita? Niente, dobbiamo rialzarci più forti di prima, dobbiamo portare a casa i 3 punti perché comunque abbiamo il campionato dove siamo secondi, dove siamo meno 3 dalla prima e quindi non abbiamo tempo di leccarci le ferite, di piangerci addosso, dobbiamo tornare più forti di prima e sono sicuro che sabato sarà la partita giusta. Post partita di Akragas e Gemini, partita terminata per 4-1, siamo qui con Luca Antona. Luca, è stata una partita che possiamo definire strana, perché nel primo tempo voi siete riusciti a dominare sull'Akragas, poi la qualità dei singoli ha diciamo stravolto la partita. Ma è stata una partita da due volti. Al primo tempo abbiamo approcciato benissimo, abbiamo chiuso in vantaggio sullo 0-1. Poi purtroppo quel gol nei primi 5 minuti, diciamo un po' a freddo, ci ha destabilizzato, anche perché dopo 5 minuti è arrivato il rigore e non siamo stati bravi poi a mantenere il ritmo gara. Comunque sia, voi in difesa avete giocato una signora partita concedendo veramente poco, poi abbiamo visto 3 gol da parte dell'Akragas straordinari, uno più bello dell'altro. Alla fine rimane questo rammarico, diciamo, di aver giocato una bella partita. Ma sì, abbiamo giocato una bella partita, credo per 60 minuti. L'ultima mezz'ora ci siamo un po' disuniti dopo il 2 e il 3-1. Però non possiamo buttarci giù perché sabato abbiamo una grande gara, dobbiamo andare a Bagheria contro l'Aspra, che è una squadra che si vuole salvare e quindi noi dobbiamo per forza di cose fare il risultato.
Rieccoci nuovamente in diretta da Misilmeri per Don Carlo Lauri Misilmeri Accademia Trapani. Risultato 2-0 a fine primo tempo. Decidono momentaneamente le reti di Lautaro Canitano e Di Fatta. Un bis per il Misilmeri che ha portato la partita dalla sua e ora è in salita per l'Accademia Trapani, che nel finale di primo tempo ha perso un uomo. Ravazza espulso per doppia ammonizione per 2 falli su D'Aquila. Squadre che rientrano in campo con gli effettivi che hanno terminato il primo tempo. Nell'Accademia Trapani un solo cambio dovuto all'uscita di Ferotti durante il primo tempo. È entrato al suo posto Lamin. Tutto pronto per l'avvio della seconda frazione dei secondi 45 minuti. Sanz sulla palla, si aspetta il fischio del direttore di gara. Via al secondo tempo con Cosentino che calcia a cercare il movimento di Ruffino, e allora è Catalano che tiene palla. Campanella, Lupo a fare il gioco. Ovviamente dovrà essere l'Accademia, probabilmente Misilmeri non forzerà la giocata, cercherà ovviamente di trovare il buco dovuto all'espulsione di Ravazza, ma senza prendersi rischi. Vitale cerca la giocata su Mustacciolo, pallone per Caramanno con Ruffino che corre e c'è la chiusura. Poi attenzione qui al fallo di Ruffino, anzi di Fatta, scusate. Calcio di punizione per l'Accademia Trapani con Campanella che sventaglia per far arrivare la palla qui a sinistra da Genna. Lupo a cercare Ficarrotte, allora sale Vitale, palla al piede. Lupo, Murato, Sanz, Cosentino da Caramanno. Sanz alza lo sguardo, vede vicino Di Fatta, serve Caramanno che va dall'altro braccetto Vitale. Lamin calciava via, c'era Garriga vicino, e allora Catalano che prova a difendere il pallone su Di Fatta. Alla meglio il numero 10 Mustacciolo a cercare il movimento di D'Aquila. Genna mette il piede, prova Patrick a rincorrere il pallone per evitare la rimessa laterale in zona offensiva per il Misilmeri, non riesce, e allora Vitale, Garriga, D'Aquila e c'è fuori gioco. Sbaglia nel posizionamento il 26 con l'assistente di a pochi passi da lui, che alza subito la bandierina. Allora Campanella, pressing altissimo del Misilmeri. Canitano non riesce a togliere il pallone ai Rusta. Grabowski, Campanella, pallone calciato in avanti a cercare Patrick. Stop, pallone che rimane in campo. E il 15 che dà il pallone al Misilmeri, poi calcia e Di Salvo la fa sua senza problemi. Prima occasione per il Trapani che deve rincorrere con l'uomo in meno. Caramanno calcia lontano a cercare Garriga, interviene Lamin, poi Mustacciolo che trova D'Aquila, ancora D'Aquila che prova a puntare Lamin. D'Aquila la mette al centro, colpo di testa di Genna che mette in calcio d'angolo. Buono spunto del 26 che si è dimostrato essere spina nel fianco per la difesa dell'Accademia Trapani. Chiedere a Ravazza e calcio d'angolo ancora affidato ai piedi del solido Mustacciolo. Movimento di Garriga, pallone messo al centro, va giù Cosentino,
non c'è nulla, Lupo prova ad allontanare, Di Fatta, il pallone resta lì, ancora Di Fatta, finta, mette pallone al centro, Grabowski riesce ad allontanare, poi Sanz calcia, ancora Grabowski, Lupo di testa, Vitale la mette al centro con la conclusione e la rete, la bellissima rete di Garriga che al 49esimo sigla il 3-0 del Misilmeri. Fa bene in questo caso Vitale a non spegnere l'azione offensiva del Misilmeri, nonostante Lupo cercasse di allontanare il 6, rimane lì e da sinistra mette pallone al centro con Garriga che calcia e fa 3-0 per la Don Carlo. Dai Alberto! Oh! Dai! Oh, butta! Dai, cazzo, dai! Non poteva esserci peggior inizio per l'Accademia, costretta a rincorrere con l'uomo in meno. Misilmeri che prende le distanze, pallone in avanti, ancora a cercare Garriga, riesce a tenerla, Garriga calcia con deviazione, calcio d'angolo, indiavolato il numero 11. E altra occasione per il Misilmeri con angolo affidato ai piedi dell'8, Mustacciolo. Va giù Lautaro Canitano su contatto con Lupo. Momenti di tensione tra Canitano e Lamin. Cossentino cerca di mantenere la calma, pallone messo al centro da Mustacciolo, riesce Campanella ad allontanare, Sanz non riesce a intervenire, Lamin senza Fronzoli e Caramanno che fa altrettanto andando in tranquillità, sicurezza da Di Salvo. Patrick prova a infastidire la costruzione di gioco dell'estremo difensore del Misilmeri. Ficarrotta cade nella giocata di Capitan Cossentino e ora Caramanno, gestione di palla in tranquillità per il Misilmeri, qua Cossentino che torna da Di Salvo, Vitale, Mustacciolo subisce il fallo di Patrick, calcio di punizione, si prende qualche rischio Mustacciolo che viene richiamato da Mister Napoli. Cossentino di destro cerca la giocata con Naguanno che svirgola e poi allontana. Campanile, pallone termina in rimessa laterale con Di Fatta che difende il pallone. E i ruoli restano sempre gli stessi, con Caramanno che prova ad andare lunghissimo a cercare Di Fatta ma trova Catalano. Lupo, Ficarrotta perde un attimo il contatto visivo col pallone e incespica sui piedi, dando la possibilità alla Don Carlo di recuperare il pallone. Allora ora è Sanz che gioca e trova Di Fatta. Ruffino punta da Guanno, mette al centro Garriga, non riesce a chiudere il sinistro ed è rimessa dal fondo. Cambio per la Don Carlo. Caramanno lascia il campo a Di Cristina. Cambiano gli uomini, non i ruoli, con il 13 che prende il posto, scusate, proprio di Caramanno. 5 con Cossentino. Si riprende con Irusta.
Lamin tiene palla, si torna di nuovo da Irosta, si gioca da Grabowski che vede Genna vicino, procede a Campanella. Campanella calcia a cercare il movimento di Patrick, mette la testa Vitale, Di Salvo la fa sua, e attenzione perché rimane a terra Vitale su contatto con Patrick. Di Salvo ha fatto anche un gesto al direttore di gara con Patrick che forse aveva alzato un po' troppo la gamba. Cosentino, Patrick prova il pressing, Vitale, pallone calciato in avanti a cercare D'Aquila, fuori gioco. Si erano incrociati per strada Canitano e D'Aquila, entrambi in offside. E Accademia Trapani che può tirare un sospiro di sollievo. Ora è il Lupo, pressato da Garriga che lo trattiene. Calcio di punizione. Lupo da Campanella, la giocata a cercare Genna, fisico di Mustacciolo che poteva essere aiutato da Sanz, riesce a tenere il pallone il Misilmeri con Di Fatta. Garriga calcia, pallone che si spegne sul fondo, prova col sinistro il numero 11 che ha calato il tris a inizio seconda frazione. Si salva l'Accademia. Daguanno gioca con Lamine che va da Grabowski. Grabowski ancora con Canitano che prova a infastidirlo. Catalano riceve da Lupo e allora si ritorna sempre da Daguanno con Ficarrotta che si fa vedere, si fa cedere il pallone, poi gioca con Campanella, esterno del numero 14 a cercare Catalano, giovane di prospettiva del Trapani. Innesto importante per la squadra di mister Tarantino in questa stagione. Di Fatta, Vitale, corre D'Aquila, corre per cercare l'inserimento con il filtrante di Vitale a cercarlo, riesce a chiudere in tranquillità l'Accademia Trapani che riparte a destra con Lupo che scambia con Catalano. Proprio Catalano prova a scappare via, trattenuta di Garriga su Lupo. Lamine, attenzione a Grabowski che sbaglia qui svirgolando il pallone su pressione di Mustacciolo. Il numero 8 si è fermato anzitempo per non sprecare le energie, tenendo ovviamente la rimessa laterale che in occasioni del genere può somigliare a un angolo con una rimessa lunga. In questo caso Vitale la tiene corta e allora Ruffino. Di Fatta, Catalano ancora bravo Di Fatta, riesce a intervenire su Ficarrotta, pallone per D'Aquila, appoggio per Mustacciolo, ancora per D'Aquila, Vitale la mette al centro di testa, Lautaro Canitano che in due tempi riesce a siglare il 4-0. Ancora una volta giocata di Vitale che riesce a mettere palla al centro per il poker del Misilmeri. Benissimo anche in questo caso Canitano che prima di testa e poi da terra calcia, trovando il gol del 4-0 e la doppietta personale che fa diventare ancora più scuro questo pomeriggio all'Accademia Trapani. Sta per scoccare l'ora di gioco
4-0. Claudio, Accademia Trapani sotto di 4, sotto di un uomo. Complicato, pomeriggio complicato per la squadra di mister Tarantino. Ora Lupo va via a Sanz, vuole un po' troppo Lupo in questa occasione, calciando ampiamente al lato della porta di Di Salvo, che non ha nessuna preoccupazione. Un buon modo per il Misilmeri di reagire al pesantissimo KO di rientro dopo le vacanze, il 7-1 con la partita di Cadalcio. Attenzione, qui Vitale che trova Canitano, offside del 99. E allora, prima di riprendere il gioco, sostituzione per l'Accademia Trapani con Campanella che lascia il campo ed entra Demba. Cambia il play mister Tarantino. Quando escono palla, sono passa all'altro, si verso l'interno. Riprende il gioco con proprio Demba a giocare il primo pallone della sua partita e a scaricarlo da Daguanno. Non riesce Catalano in questo caso a tenere il pallone dentro. Rimessa laterale per la Don Carlo con Mustacciolo che va da Cossentino. Vitale, stop, e c'è tentativo di andar via. La giocata su Patrick, ancora Vitale aspetta il movimento di Garriga, riesce a intervenire Daguanno, poi di fatta carica il destro. Irusta senza nessun tipo di problema riesce a far suo il pallone. E ora Lupo che deve fare ripartire il gioco dei suoi con Catalano. Ficarrotta di Cristina, riesce a mettere i piedi. Cossentino torna da Sanz e allora Vitale. Mustacciolo può cedere a Sanz, invece va da D'Aquila e Genna mette il piede per frenare la giocata del 26 e ora c'è Vitale che può andare a rimettere in gioco, tornando indietro la capitana Cossentino. Pallone che viaggia sulla linea difensiva del Misilmeri con Di Cristina che va da Cossentino, ancora Di Cristina, aspetta il movimento di Ruffino, cede il pallone al 3, prova a sovrapporsi Di Fatta che sfida Daguanno, ancora Di Fatta che ci crede anche Daguanno che la fa sua. Lupo tiene palla, Gravoschi, Demba, pallone a cercare Catalano, Graboschi che si sovrappone, taglia, Catalano lo vede, lo serve, sarà proprio lui a mettere al centro, pallone troppo lungo dove non può arrivare Patrick, non può arrivare Genna, ed è un regalo per la difesa del Misilmeri che si salva in tranquillità. Cambio palla, Di Salvo scambia con Cossentino. Vitale calcia in avanti a cercare il movimento di D'Aquila. Irusta arriva in anticipo. Demba scambia con Lupo, in questo caso Mustacciolo arriva di corsa per infastidire la giocata di Lupo, stava per rubare pallone
non è riuscito. Allora si salva l'Accademia, che può costruire un'azione offensiva sulla destra con Catalano che va giù, gioca subito a cercare Ficarrotta. Mustacciolo prova in qualche modo a frenarlo, Genna aveva preso il tempo nel movimento a Vitale, però il pallone è troppo lungo e non può arrivare il numero 2 Di Cristina da Ruffino. Cossentino ancora da Vitale, con Patrick che prova in qualche modo a chiudere le linee di passaggio. Cossentino, c'è Mustacciolo che non deve fare altro che stoppare e andare, con Lupo che prova a infastidirlo. Qui non riesce nel controllo Mustacciolo, riesce però ad arrivare il pallone ad Aquila. Canitano, esterno a cercare Ruffino. Ruffino punta da Guanno, mette al centro dove c'è Canitano, allontana Lamin, pallone che resta dentro. Demba sul contrasto con Canitano, riesce a tenere palla dentro. Allora Lupo, sale Genna, Raboschi, pallone calciato in avanti a cercare il movimento di Patrick. Vitale interviene e allontana, allora il pallone che torna in possesso in fase offensiva delle Misilmeri con Garriga. Di fatta c'è anche Canitano, di fatta prova a metterla al centro, Lamin allontana e prende palla Ficarrotta che alza lo sguardo, cerca il movimento dei suoi, il più vicino è Genna. Ancora Ficarrotta con Patrick che chiama il movimento. Pallone ancora in avanti, Ficarrotta, l'esterno per Patrick, scambiano i due, un dai e vai tra Ficarrotta e Patrick, con il 15 che era in posizione di fuorigioco. Di fatta Di Cristina, Ficarrotta prova a salire per dare fastidio alla costruzione di gioco del Misilmeri. Vitale cede a Mustacciolo che alza lo sguardo, vede Ruffino dall'altro lato che stava aspettando il giusto momento per muoversi. Raboschi, Mustacciolo mette il piede, scontro tra 8, Demba riesce ad intervenire a darla a Patrick, pallone per Sanz. Sanz ancora, di fatta, in scioltezza e tranquillità. Sanz, Mustacciolo a cercare il movimento di Vitale che alza lo sguardo, vede il movimento di Garriga, calcia Garriga ma c'è fuori gioco. Un'altra grande giocata di Vitale che aveva trovato il filtrante per il numero 11, ma la posizione iniziale del compagno era di fuorigioco. Qua Lupo e Genna scambiano, con Lupo che non riesce a ottenere la rimessa laterale. Vitale in rimessa, guarda un attimo il movimento dei suoi, c'è Mustacciolo vicino, un po' più lontano Canitano, Garriga la tiene, riesce da terra a difendere per un attimo il pallone, c'è Demba con Patrick, Lupo, Catalano, bravo Di Cristina, e allora recupera il Misilmeri con Di Fatta che frena un attimo la giocata biancorossa. Sanz, Mustacciolo, si abbassa il ritmo, come giusto che sia, sul 4-0 per il Misilmeri. Ora però Mustacciolo che prova ad andare avanti, prova a calciare senza però accorgersi di Patrick in agguato. È pallone che torna in possesso della difesa dell'Accademia Trapani. Demba, Lamin torna da Irusta. Demba, Garriga con Di Fatta.
Sanz. Giro palla in tranquillità del Missile Mary con D'Aquila che torna da Vitale. Sanz tutto di prima, Mustacciolo apre da Di Cristina. Sanz comincia a piovere, pioggerellina leggera che dà fastidio. Vitale mette al centro per Garriga, un'altra palla gol costruita dal numero 6. Garriga in agguato, calcio di cioè rimessa al fondo, scusate, per l'Accademia Trapani. Direttore di gara che va a richiamare Mister Napoli, intanto si riprende, discute capitano Vito Lupo con Napoli. Dai, mister. Rimessa laterale per Trapani. Demba prova la giocata, ancora Demba. Raboschi si fa vedere Lupo. Raboschi palla al piede, prova a rompere il muro del centrocampo del Missile Mary. Qua sbaglia Catalano e Di Cristina la tiene di fatta, pallone per Garriga. Irusta interviene, volevano il fuorigioco i difensori dell'Accademia Trapani. D'Aquila per Vitale, si complica un po' la vita qui il Missile Mary con D'Aquila che dà troppo corto il pallone a Vitale. Patrick, tacco per Genna. Vitale in calcio d'angolo. Va sul pallone Ficarrotta. Corto su Patrick. Ancora Ficarrotta. Ficarrotta, pallone che termina al lato. Rimessa laterale per l'Accademia Trapani con Ficarrotta che scambia con Demba. All'occasione di metterla al centro c'è Lamin per Raboschi, allontana Sanz. Daguanno mette giù. Ora è l'Accademia Trapani che costruisce, cerca ovviamente di fare il gioco. Ospiti che hanno la necessità di trovare il gol per rianimarsi. 72 sul cronometro. Calcio di punizione dalla destra, affidato al sinistro di Luca Ficarrotta. Guarda il movimento dei suoi Ficarrotta. Pallone messo al centro di Salvo, si allunga il pallone che resta lì. Lupo. Lamin allontana la difesa del Missile Mary con Genna che salta di fatta, poi prova a metterla al centro. Di Salvo la fa sua, rischio per il Missile Mary su questa punizione di Ficarrotta. Il pallone era rimasto lì. Ora Missile Mary che può controllare e costruire la propria azione offensiva con Cosentino che scambia con Vitale, cerca il movimento di Ruffino, chiude di testa da Guanno che non si prende rischi ed è calcio d'angolo. Altro cambio in casa Accademia Trapani, entra con il numero 16 genovese a lasciare il campo è Catalano. Danilo! Panchina dell'Accademia che chiama ovviamente il cambio di
modulo con Daguanno che si alza per dare manforte all'azione offensiva ospite. Calcio d'angolo con Mustacciolo, ora sì che piove. Mustacciolo mette al centro a cercare Vitale, riesce ad allontanare Demba. Ficarrotta con Ruffino che cerca di contenerlo, ci riesce. Rimessa laterale e guai scampati per il Misilmeri, con l'Accademia che voleva ripartire veloce. Attenzione qua, Ficarrotta, tunnel su Lautaro Canitano. Lamin per Vravoschi, salta in scioltezza Garriga, pallone a cercare Ficarrotta che scambia con Capitan Lupo. Ficarrotta, Lupo, Ficarrotta con Demba che scambia con Lupo. Pallone a cercare Patrick. Vitale di testa non riesce a intervenire come vorrebbe. Genna mette in rimessa laterale. Cambio anche in casa Misilmeri con Motisi che entra al posto di Lautaro Canitano, autore di una doppietta. Grande Lautaro. Bravo. Si aspetta ovviamente il fischio del direttore di gara per riprendere il gioco con Vitale sul pallone. Andrà lungo a cercare proprio Motisi con un velo di Garriga. Demba, Mustacciolo prova a infastidirlo. Bene, nella giocata il numero 8 Lamin. Motisi non riesce qui a impensierire Lamin che va di fino. Allora Lupo in due su Lupo, Mustacciolo e Garriga. Alla fine il numero 4, il capitano dell'Accademia Trapani, riesce a ottenere la punizione. Si gioca con l'apertura verso Lamin. Motisi prova a correre per dargli fastidio. Attenzione, qui sale Ruffino, cede proprio a Motisi. Al centro c'è Garriga, pallone messo al centro, Garriga! E sono 5-0, doppietta anche per Garriga. Bene, in questo caso Motisi che entra e lascia subito il segno, aiutando Garriga a siglare il pokerissimo. 5-0. Si sente l'assenza a sinistra di un uomo per l'Accademia Trapani. Ne approfitta il Misilmeri, che ora lo possiamo dire quando mancano poco più di 13 minuti. È terzo in classifica, superando il Partinico Audace. Ancora la giocata con Garriga di fatta. Garriga calcia, non riesce qui nella giocata. Allora Vitale che può salire e recuperare. Vitale calcia, Genna trova il pallone con deviazione in calcio d'angolo. Non molla nulla, non cede di un centimetro il Misilmeri, che non si accontenta del 5-0. Onora la partita dal primo all'ultimo minuto. E angolo affidato ai piedi del solito Mustacciolo. Mustacciolo pronto a calciare, guarda il movimento dei suoi. Mustacciolo, palla messa nuovamente
dalle sue parti con la difesa dell'Accademia Trapani, scusate, che prova ad allontanare. Qua c'è la rete, anche Capitano e Cosentino si aggiunge alla festa e sono 6-0. L'avevamo detto, era rimasta lì la palla con la difesa dell'Accademia Trapani che aveva provato ad allontanare. Il pallone torna nuovamente in possesso di Mustacciolo, un angolo bis per modo di dire, e sono 6-0. Amaro, tanto amaro in bocca per Ficarrotta, che parla a distanza con Mustacciolo. Vito Lupo, Motisi, Vito Lupo, attenzione, qua allarga un attimo la mano Lupo, colpendo Motisi a fare il fallo, però è stato proprio Motisi. Ficarrotta, 10 più recupero al termine della partita, che risultato alla mano non ha più nulla da dire, ma il pallone è rotondo ed è giusto giocare e commentare alla fine dei 90. Ficarrotta, Patrick Genna si sovrappone, prova la giocata su D'Aquila, Demba, Ficarrotta, fallo di Santiago Sanz, calcio di punizione in zona velenosa. Può costruire qualcosa l'Accademia. Ficarrotta sul pallone, è pronto qualche altro cambio in casa Misilmeri. Ficarrotta, Lupo e Demba sul pallone. Vedremo quale sarà la soluzione cercata dalla compagine trapanese. Ficarrotta sul muro del Misilmeri, ancora va giù Ficarrotta, calcio di punizione da posizione ancora più ravvicinata. Aveva calciato sulla barriera, Ficarrotta si avvicina ancora di più alla porta, in questo caso l'Accademia Trapani, sempre 4 sul pallone, sempre in 5, anzi 4, con D'Aquila che ci pensa a inserirsi nella barriera. Ficarrotta calcia e c'è la rete del 6-1. Non esulta Luca Ficarrotta. 6-1. Si era salvato il Misilmeri sulla punizione di prima di Ficarrotta. Ora non lascia scampo il numero 10. 6-1. Entra Mineo. Ed esce di fatta nell'Accademia Trapani. Entra Marco Savona. Vedremo chi lascerà il campo al numero 17. Ed esce Genovese. Una scelta difficile da capire della panchina dell'Accademia Trapani, con Genovese numero 16 che era entrato da pochi minuti. Mustacciolo, Sanz
si va da Di Cristina, Cossentino, Vitale, Patrick prova a pressare, Mustacciolo scambia con Garriga, D'Aquila allontana senza pensarci su 2 volte Savona, Demba, Lamin, Daguano, ancora Lamin a cercare Grabowski, c'è Genna, riceve, Mustacciolo prova a salire per contenere l'azione, la costruzione, anzi l'azione offensiva dell'Accademia. Genna, pallone a cercare Patrick, non riesce. Nella giocata Vitale si occupa della ripresa del gioco col pallone a cercare Mustacciolo e trova Lupo, però rimessa laterale con Grabowski che si assicura la rimessa. Allora Mustacciolo prova a partire, Garriga, Mustacciolo, ancora Mustacciolo a cercare la sola posizione di Ruffino, prova in qualche modo a chiudere l'Accademia, il pallone resta lì, Lamin riesce ad anticipare Mineo, poi cade Savona che ora tiene il pallone. Sanz di fisico su Demba, Mineo aveva cercato il movimento ed è stato chiuso. Altro cambio, esce Mustacciolo, entra Acquaviva. Ultimi minuti per Acquaviva. 4 più recupero al termine di questa partita a senso unico. Ecco qui il cambio tra Acquaviva e Mustacciolo. Daguano, movimento di Demba a smarcarsi su Motisi, Vito Lupo da Genna, Grabowski, Demba, ancora Demba che scambia con Daguano, perde il tempo di intervento Savona, rimessa laterale per il Misilmeri. Di Salvo per Vitale, ancora da Cossentino, giro palla in tranquillità del Misilmeri che non si deve neanche preoccupare del pressing dell'Accademia Trapani. Vitale sale, da qui la si fa vedere, allora Vitale si infila tra Ficarrotta e Lupo che hanno un po' ceduto. Ficarrotta addirittura passeggia in campo. Garriga, Cossentino tiene palla e gira da Di Cristina, allora si va ad Acquaviva. Avanza il numero 20 che torna dal compagno di Cristina. Cossentino si fa vedere Vitale, predica calma il capitano del Misilmeri. Vitale controlla e torna indietro, giro palla sulla linea difensiva biancorossa. Di Cristina va da Sanz nel tentativo di muovere un attimo il gioco e scardinare la difesa dell'Accademia. Si va da Vitale che finta la giocata, Lupo, anzi Ficarrotta scusate, che dà una spallata a Vitale. Ficarrotta che poi ha qualcosa da ridire a Vitale. Attenzione, la giocata di Garriga
ancora Garriga, Ruffino la tiene dentro, la mette al centro dove c'è Acquaviva, ma interviene Genna a togliere il pallone, ad allontanare Di Cristina. Ancora Mineo, Garriga calcia, pallone fuori di poco, occasione per il Misilmeri con deviazione, quindi sarà calcio d'angolo e altro cambio. Esce il capitano Alberto Cossentino ed entra Di Simone. Assistente che fa indietreggiare i giocatori del Misilmeri per il cambio. Applausi per Capitan Cossentino, che si è aggiunto alla festa di questo pomeriggio del Misilmeri. Angolo con non Mustacciolo, visto che è uscito, Motisi, pronto a mettere al centro. Palla bassa, allontana Demba, poi Patrick alza il campanile con Ficarrotta che dà fastidio a Mineo, riesce a tenere la palla. Motisi, si sovrappone Mineo, ancora Motisi, bravo qui a crederci con Lupo che mette la gamba rallentando il gioco, ma non c'è più tempo. Allo scoccare del 90esimo il direttore di gara emette il triplice fischio. Don Carlo Misilmeri vince 6-1 sull'Accademia Trapani. I gol di Cossentino, di Fatta, doppietta di Garriga e di Canitano per l'Accademia Trapani. Il gol della consolazione su punizione di Ficarrotta, un ottimo modo di rispondere al brutto KO contro la Partinico Audace della Don Carlo Misilmeri, che sale al terzo posto, l'abbiamo detto, vista la partita rinviata tra Parmonval e Partinico Audace ieri. Quindi Don Carlo che si affaccia al match contro il Licata della prossima settimana con questo successo, secondo successo in casa dopo quello contro la Parmonval, anzi a dire il vero sono di più i risultati di fila positivi per il Misilmeri tra le mura amiche. Misilmeri che saluta e ringrazia il proprio pubblico. Accademia Trapani che esce con le ossa rotte dal Giovanni Aloisio di Misilmeri. 6-1. Amici di Sportisti, da parte di Luca Buccieri è tutto. Buona domenica, rimanete ovviamente connessi sui nostri canali per tutto il calcio siciliano.